Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Ormai si avvicina il periodo pasquale, si avvicina la Pasqua per essere precisi, oggi è sabato santo, e mi sembra giusto approfondire un attimo quali sono le tradizioni napoletane pasquali, soprattutto quelle a tavola, parliamo principalmente di quelle. I napoletani hanno un modo tradizionale, che ormai si tramanda da generazioni, per vivere tutto quanto il periodo pasquale, dal giovedì santo alla domenica santa, compreso il lunedì dell'angelo, la cosiddetta Pasquetta. Il giovedì si dovrebbe mangiare di magro di solito il giovedì, ma normalmente questo di pesce principalmente, ma questo di solito non succede. Soprattutto il giovedì si dovrebbe fare principalmente la zuppa di cozze, accompagnata con dei crostini di pane. Il venerdì santo, cioè ieri, si dovrebbe osservare un rigoroso digiuno, principalmente però si tende a mangiare più leggero ed è la giornata in cui viene preparata principalmente la pastiera, il classico dolce napoletano fatto con ricotta e grano e canditi. Ricotta cotta nel latte, con lo zucchero e il grano passata, messa nella sfoglia insieme ai canditi e lasciata cuocere insieme ai fiori d'arancio. Classico aroma che dà il classico odore e sapore alla pastiera. Il sabato invece è il giorno di preparazione di due classici napoletani, il casatiello e il tortano. Il casatiello e il tortano sono entrambi due rustici a base di formaggi, salumi e uova, ma tra i due la differenza sostanziale è l'utilizzo delle uova. Nel caso del tortano le uova sono sode e sono distribuite a spicchi nell'impasto, tortano nel senso di torta. Nel caso del casatiello, che deriva da caso, formaggio, le uova sono infornate crude all'interno di questo stampo tondo tipo ciambella che ricorda la corona di spine con cui è stato crocifisso nostro Signore e vengono inquadrate all'interno della pasta con delle croci di sfoglia che ricordano la croce di Gesù. Si dice, tradizione vuole, che quando l'uovo sia sodo vuol dire che il casatiello sia cotto. I ripieni del tortano del casatiello sono principalmente formaggi, salumi, salame, parmigiano, pecorino romano e una ricetta per stomaci abbastanza forti. Si passa poi alla domenica. La domenica prima si va a messa, poi ci sarà tutta quanta la famiglia per il pranzo pasquale. Prima del pranzo pasquale è tradizione che il capofamiglia o la persona più anziana del nucleo familiare benedica tutta quanta la tavolata con un rametto di olivo bagnato in una ciotola di acqua santa che è stata presa quel giorno a messa. L'olivo è stato preso nel mercoledì delle ceneri. L'antipasto è la cosiddetta fellata, ovvero un affettato misto di salumi paesani e formaggi, soprattutto ricotta salata, che viene tagliata spesso con un filo di spago e il cui origine deriva da fella, ovvero fetta. A fare da padrone in questo antipasto sono, come abbiamo detto prima, la ricotta salata e il capocollo, classico salume meridionale. Il pranzo prosegue con la minestra ammaratata, ovvero la minestra maritata, in cui ci sono principalmente carne e verdure. La minestra maritata viene chiamata così perché gli ingredienti al suo interno si sposano. Gli ingredienti sono principalmente carne mista, cicoria, scarole, verza e borragine. Quindi anche un piatto che a molti può non piacere. In origine addirittura le ricette però erano diverse. C'è una versione cinquecentesca elaborata da un tale marchese Giovanni Battista del Tufo che prevedeva invece il mescolare
vari tipi di carne come salsicce di vario tipo, soppressata, pancetta, prosciutto, muso di vitello, piedi di porco, carne secca, formaggio, finocchi e anice. Una ricetta completamente differente da quella che c'è oggi. Dopo la minestra meritata si passa all'agnello, che viene cotto o con i piselli o con le patate. Nella tradizione cristiana è inutile che vi ricordi che l'agnello simboleggia il sacrificio di Gesù, quindi anche questo piatto ha una forte valenza simbolica. Tutto il pranzo, che è già bastato abbastanza luculliano, si chiude con la pastiera. Da dove nasce la pastiera? La pastiera ha una sua leggenda molto particolare, che è legata alla sirena Partenope, quella che si spiaggiò sulle coste della Neapolis, che venne fondata dalla Magna Grecia, secondo la leggenda, perché Ulisse non cedette al suo canto e decise di andare a morire su queste coste. I napoletani di allora, per ringraziare la creatura che era venuta a allietare le loro giornate con il suo canto, decisero di consegnarle dei doni tramite 7 fanciulle, ed erano i doni della natura, ovvero la farina, simbolo di forza della campagna, la ricotta, che era il tesoro dei pastori, le uova, che simboleggiavano il ciclo della vita, il grano bollito nell'acqua, che erano anch'essi simboli della natura, l'acqua di fiori d'arancio, come ho detto prima, per ricordare i profumi della terra, le spezie come la cannella, in rappresentanza dei popoli lontani, e lo zucchero, che ricorda la dolcezza del canto della sirena. La leggenda vuole che Partenope prese questi doni e li consegnò agli dei, che li mescolarono dando vita alla pastiera come la conosciamo oggi. Ovviamente questa è leggenda, ma la bontà della pastiera, per fortuna, leggenda non è. Ed è uno dei piatti più caratteristici della cucina napoletana, insieme a pochi altri come il ragù, la pizza e gli struffoli. Chi l'ha provato per la prima volta se lo fa sempre portare dagli amici quando possibile, o cerca sempre di avere una fetta, soprattutto di quella fatta in casa, perché la pastiera, come gli struffoli, più degli struffoli, la pastiera è una ricetta, come il ragù, assolutamente personale e familiare. Ogni famiglia ha la sua, ogni famiglia parla della sua, si tramanda la sua ricetta da generazioni ed è assolutamente oggetto di trasmissione culturale da un nucleo familiare precedente a quello successivo. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione per questa puntata un po' più lunga del solito, nell'augurarvi buonissima Pasqua, vi ringrazio come al solito per l'attenzione e come sempre, ciao Brim!